chi di qua hanno il coraggio di mettere chi presi a lì. Allora, pronti? Pronti? Benissimo. Andiamo avanti. Buonasera, Agnolut. Tu sei nasciuto in Tagodie da una famiglia contadina. Quali sono i primi ricordi che tu hai di quel periodo? Il primo periodo è quel da guerra. Sì. La guerra è stata proprio che mi ha restato di più. Puoi Dio contare la Sì, guerra? assolutamente, Ecco, la guerra è stata una roba per me proprio che mi ha restato e anche l'hai catalchiato. Perché erano la famiglia di 3 frati e erano due frati, erano uno in Albania, che l'altro mi pare era in Francia e che l'altro era più piccolo, e lo hanno portato via in Germania, Sì. dal 27 di maggio del 46. Lo hanno portato e così mie madri, mie nonne erano restate in Besui. Io mie madri che mi sono dopo è nasciuta dal 43, dal 43 era piccola, no? Io avevo ormai 5-6 anni e mi visi che roba lì proprio da guerra che mi ha restato impresso. La più grande roba da guerra che è di Redi, però io ero affezionato in bestia, se avevi un cianotto bianco. E allora venivano i tedeschi lì a domandare si poteva caretare, perché loro non erano tristi, però avevano voglia di mangiare, di bere e di avere la sua collezione di mattine. E veniva e chi stianotto lì ogni tanto il bave, no? Sì. E io che avevo tanto affezionata a queste bestie, un'idea sono venuti e lo hanno copato, hanno tirato e lo hanno copato. E io ho tanto paura perché il chiano lì che mai. E sono robe che restano in tal chiave, no? Sì, sì. E proprio mi ha tanto dispiaciuto che mai. E la seconda roba che mi ha restato da guerra è che noi avevamo 3 uomini, 2 come già detto mi pare, uno in Albania, mi pare in Francia, e che l'altro che era più giovane era stato a casa. È venuto i tedeschi lì, come ha detto, in piazza. Insomma, è venuto da via in piazza, che Albino si chiamava, e dopo non è tornato più. L'ho mandato via da piazza il 27 di maggio lì, e non è tornato più. E lei è un motore che non si sa niente di lui. Ecco. Questa della guerra è proprio la più. Dopo la guerra, quando si era un po' mitusa a questo, noi in Tagodie lì è venuto il fuoco. Un fuoco, e l'area un aia che portava via e in più, insomma, sbruciate, mezze stalle, mollate le bestie, per Pagodie lì, è venuto tante solidarietà, però che non sanno aiutare. E io in che sera lì ho dato di scolzi, si stampato di divisinten, che era d'ogni di noi, e è stato lì un 2 giorni, perché era bruciata, era restata come la chiesa, la stalle, i fienili, tutto era bruciato. Erano restati senza niente, dismentellati, da stalle un bigliello. No, e quel bigliello lì sberlava
e la vacie che somari, e là de quintre il foc, tira fuori chi sviglielotto in ta stalla lì, momenti proprio terribili. Ecco che robe lì io proprio da mia vita l'hai sempre presente. Io col champagne che era di scuola così, ho avuto un'infezione tra le gambe qua. E dicevano i polesti che volte, i polesti. Sì, sì. Avevi, insomma, avuto un'infezione e veniva il dottor Merli di San Juan con la bicicletta e veniva a curare il plevant vecchio che era malato e veniva a curarlo e veniva in cerca di me e mi hanno operato sul letto. In chiave. La mamma e mie agne che le mi hanno tenuta e mi hanno operato le gambe e le culigardi mi hanno messo che pure lei aveva pure che mi tassi le gambe, no? Sì, Con l'infezione. In ogni modo e la de drette. Ecco. Per fortuna, per fortuna. E la de drette. E tutti che robe salì sono venuti su proprio in conseguenza da vita, no? Che voi si ha e domani si ha anche mo. Sicuro, Io si anche mo sì, a contare, no? Che robe lì, ecco, sono robe che non si dismentessi. Sì. Io ho sentito il fumo dal fuoco che è venuto, Sì. no? Lo sento anche mo tante volte, so dice, che 80 anni fa, no? E ho sentito che il fuoco bruciato, se che roba di bruciata, la sento anche mo. Oh, la vita, sapevo io, proprio misteriosa, perché da Godie non avevano né bagno, né aghe, né luce. Ecco, io sono nasciuto con la luna, vedi chi la luna. È venuta dal 47 la prima luce. Non si viveva niente, si viveva senza molto, alla buona con i due compagni, contenti in stesso. Nove aghe, nove luci, nove bagnos, là al bagno. Si faceva un seglotto di acqua calda, quelli che sono i calderi, che era come un bagno, tu tiravi fuori lì e tu l'avevi lavati da queste vascute lì. Come si viveva la gioventù ai tuoi tempi? Si giocava, si faceva altro? La gioventù, io sono sempre stato, che mi ha piaciuto di essere con i giovani e di là in avanti sempre insieme. Allora si viveva, ma non si viveva né biciclette, si era a piedi, però si chiappava in compagnia, si cantava, venivano le giornate anche belle, si era contenti, ecco. Sì. Ma la vita è dura e si diceva no. Allora mia madre andava a Curmons a vendere la verdura. Sì. E si faceva tale orti e pure per chiapparsi un franco e leva via a vendere a Curmons. E allora dopo fatte la spesa e avanzava qualche cento franchi, che volte non erano di più. E io pure mi diceva, ciò, va là, quando tu levi con i giovani, di fare belle figure, mi diceva, no? Chi diceva, mamma, stato di fare, se tu vai a Cina, che si leva a Cina a Curmons, era il princine che faceva in la via. Con chi cassa tu di fare? Tu paesi il posteggio da bicicletta, tu hai di là al Cina, non ti avanza niente, no? Sì. E io mi diceva, biondo, frutto,
la volpe vive con la ghialine e gli euro vive con la verde. Mi fa che il paragone lì, no? Porca vacca. Pariodami. Sì, sì. Ma si ha contento, ecco. Si deve... Allora parlava a Curmuns, ma tu levi da raro, perché una volta ogni 2 mesi, 3 mesi, quando leva bene. E scognivi la serie la bicicletta, lei di un'altra famiglia, perché non avevo in bicicletta. E allora mi diceva, sì, io ti imprestino, ma io di Natale, dopo. Sì, sì. Io di Natale. Insomma, si leva a Curmuns, al Gine lì, e si faceva belle figure, ecco. Ecco. Isel, qualche personaggio di K-Teams che ti vedi lasciato un particolare ricordo? Sì, e sono personaggi. Allora a me mi è piaciuto sempre di fare teatro, Sì. no? E ho cominciato con padre Lino che ha fatto la prima messa Sì. a Coar e io il primo discorso che mi aveva scritto il Plevan e il primo discorso che ho fatto a padre Lino. Ecco, io con padre Lino ero proprio miglior che un figlio, Sì, un e lui era come un pari per me e che mi ha restato sempre impresso, perché anche quando veniva su dall'Uganda, da quell'area lì, Sì. lui la prima volta, la prima roba veniva a salutarmi, siamo tagliolotto, ben, e lui era tanto contento che mai aveva di me. Perché io ero un di che obbedienza, Sì. obbedivi, no? E lui mi diceva così, e io facevo tutto che mi diceva lui. E quel personaggio lì mi è restato, ecco, impresso di un'evore di lui. Poi me pare, Aldo, mi ha detto che tu hai conosciuto i miei bisnonnos, Tite e Armante Butos. Sì. Di loro sai poche nie. Io avevo dal prima di chiacchierare dei Godeans proprio. Sì, della Godie. La Godie, no? Sì. Sì, hai conosciuto Tite che sarebbe bisnonno. Esatto, mio bisnonno. Sì, Armante. Sì. E dopo il vecchio era Vigi, il barbe il barbe di Tite. Sì. E l'area Vigi, che era il paron, era il Sì, tipo che anche a lui pure aveva un fe e l'ho menato via in Germania Anche anche lui. volte e dopo non è tornato più in Acechel, no? E di lui era un uomo speciale, dite. Aveva forza, aveva dotti intorno di lui. E io lo ricordo proprio perché era un uomo forte, insegnava a tutti. Dopo se si aveva bisogno, mi tengo a dire perché in che volte non era in veterinario, era il veterinario, ma lo faceva ognuno il suo. Sì. E lui era uno di chi che leve, quando partoriva in livati, Sì. lo chiamavano Tite e lui era sempre disposto a fare il suo lavoro di veterinario. Sì. E che roba lì, sì. E Armante dove ha lavorato, si faceva tutto a mano, Una volta tutto sì. il lavoro a mano. E lì chi che era più bravo, come Tite non rincresceva niente di fare, perché era un uomo forte. Sì. Sì, la nostra famiglia lì aveva in due cavalli, anche i buttosi lì. Sì. Aveva in due. E quando leva in furto, perché era la riba lì, come non gli tante ribe, a passata furta al Burdisot, arrivano i germanici, dicevano chi dal Burdisot, no? Arrivano i germanici. Perché la Godie era forte in che volta. Era un giardino, la Godie era un giardino. Ognuno teneva conto su casa, anche se non era su, come noi eravamo sotto i gabassi, no? Sì. Anche Tite lì, sì.
e erano 5 colonne a Tagodie, so di loro, no? Sì. E ognuno faceva la gara per tenere più a posto. Erano certe persone lì che veramente, sì, come i Sians, i Picardos, i Montonovos, erano sotto dal duca, ma loro avevano il lusso, perché il duca era possidente, Sì. e aveva le chiese bieli, mica come noi Tagodie. No, Tagodie abbiamo avuto onde fredde in Tagodie, perché erano scipi chiaramente che passava dritti, aria fredda, e era un disastro, ecco, le chiese, se sono in cima perché come sono colati, se sono mai fatto niente, non hanno sistemato niente. E si scugneva tanto obbedire, che volte, si aveva un riguardo in tal paron, in tal miedi, in tal plevan, dai carabinieri. Bisogna sempre Si veniva obbedire. degli rosco, anche si vedeva, era veramente una paura di che. Di che? Si era nascuto così, voi non le rispetto come che, voi non le che rispetto. Allora, come potremmo travagliare un po' anche dal vin, no? Dal discorso di agricoltura, eccetera, no? Allora, mi immagini che il tuo cur è vedi sempre battuto al mondo dal vin. Sì, Ma sì. come è stato il passaggio da un'agricoltura di tipo tradizionale a una specialistica come la viticoltura? E l'estate è il momento, perché non erano i miei, non erano i veleni, gli ghitrogami che si va, era tutto solfato e solpar si buttava e vonde, no? Sì. E lì era coi parons anche, perché se tu eri bravo di produrre, anche loro ti tenevano in conto. Ma se non tu eri bravo, ti scognevi la via. Lì è stato, dopo la bravura di ogni persona, mi tengo a dire, tu facevi che le altre per produrre, ecco. Sì. Perché tu avevi il vino a mesi, e mies dal parone, mies dalla fituale, no? Come noi avevamo in mezzadria. Lì, anche dopo era in segreto, che tu avevi di capelli di besoi, se che tu avevi di gestecchi, non era tanto vino che volte, che il po' che si portava a casa, mies dal parone, si gestivano, ognuno ha la sua maniera di fare. Tante volte tanti famiglie portavano in casa quel got di vino e a Pasqua l'era sapiuto, no? Non diventava né azedo né niente, ma chi che lo teneva e diventava, se mi dice, toglio il vino, e lei un po' pontato. Dal 57-50 volte i signori sono cominciati a vendere, no? Sì. È cominciata, i colonne cominciano che vengono comprati dal Morol, e tu sei cominciata a vedere se che sia di fare, se che le di migliorare, e tutti che robe lì sono venuti spontanei, e dopo anche cominciato a avere gli enologi, tu levi dall'enologo, ti diceva fai che lavoro qua, fai così, fai quell'altro, e si è cominciata a imparare bene sulla viticoltura. E lì è stata un'evoluzione, no? Dal nie si poteva al tanto. Al tanto. Sì, ma lo facevano perché avevano il potere di fare e anche il dovere, no? Quando tu hai una roba che tu hai un'altra passione, tu lavori in maniera differente, no? Ho cominciata che si leva a scuola serale, e là era un dottore, Stoini si chiamava, e lui ci ha insegnato tante robe,
no, sul vin, sulla viticoltura, dopo anche trattamenti Sì. che si facevano. Era una scuola che meritava fare così e si faceva e dopo si è migliorata e anche al DDV sono arrivati A un bel a livello. un bel traguardo, ecco. Sì, sì. Come noi avevamo lì anche noi le belle aziendute e dopo, come che si dice, se non rende bisogna mollare. Come io ho mollato, mio frate anche, e vengo lasciato che fasi chi che sono più bravi di noi. Da passione per viticoltura a sé di presidente da Fieste dal Vin. Per nu fains è stato un momento. Quai bei ricordos. Oh, tanti bei ricordi. Allora, la Fiesta del Vin, io ho fatto 20 anni di presidente. Sì, prima ero inchiato, dopo sono entrato anch'io, lei mi hanno voluto sempre bene e vengo seguito sempre tutte le robe che erano di seguire per migliorare. E vengo migliorato in tutte le maniere che non si credeva, ecco. Il vino è una roba viva e bisogna trattare come una persona. Allora la prima volta è stata una grande novità per la zona, no? Sì. Perché noi in questa zona vengono fatti i primi bottigli. Non si vendeva ad Amigiane, Sì, bottiglie. tutto imbottigliato. E vengono fatti il gruppo 3P si chiamava e vengono avuti i chioschi con i primi bottigli. E lì era una rivoluzione con la gente, non capiva, se la bottiglia, l'etichetta erano tutte una roba sprecata, no? Perché per bevi non conventi che roba salì. Però noi abbiamo presentato come primo impatto la fiera dei vini con le bottiglie. E anche è stata la prima fiera dei vini, e allora il senatore Pelisso venuto a inaugurare. Sì. Allora in che volte si aveva tutto all'aperto, così fatto un palco con 4 fraschi, insomma alla buona, ecco. Però era già una roba. E questo Guglielmo Pelisso si chiamava, che era senatore a Roma. Sì. E noi avevamo tutti presi, no? Tanta al calice, tanta alla bottiglia. E lui, invece di incoraggiarnos, ci ha detto che di qua hanno il coraggio di mettere i presi a lì. E proprio, invece di incoraggiarnos, ci ha buttato io. Ho saputo che dal 76 ti hanno assegnato il premio Primo Risit d'Aur. Sì, la nonnino. E tu sei in buona compagnia, perché dopo di te è il premio allegato a celebrità mondiali. Addirittura a che ha acciappato il Nobel. Troppe soddisfazioni. Tante soddisfazioni. Allora la nonnino è di casa neste, si può dire. Sì. Perché comunque hanno i suoi anni, se un po'. Ogni volta io ho tutto un concorso sul giornale di fare una ricerca sui vini, sugli uis vecchi. E io ho fatto la ricerca di questi vini autoctoni e vengo fatto il concorso e io ho avuto la soddisfazione di avere il premio che l'ho avuto. Poggi, che la redattore sapeva tutti i rubi, e io con la mia ricerca che ho fatto, Sì. ho acciappato il primo premio nonnino. Ho lavorato perché scritto tutta man e dopo io non ho scuole di gente
Cerse rosse saranno state, però ho tollerato che meritava la mia ricerca che era ben fatta. Il mio pensiero per i giovani è sempre stato in prima classe. E allora io dico ai giovani di non vi pure, di là in davanti, e molla mai, perché il segreto è di non mollare mai. Io auguro sempre che siate sempre migliori e che vadano in avanti con tanto onore, perché è un onore avere la fiera dei vini di qua e bisogna tenere conto. Sì. Bene, cin Salute Cin Cin, auguri avanti, E non mollare mai. viva la vita! Viva la vita! Proprio la vita è bella. La vita è bella. E il monte è bello anche che, bisogna tenerlo come che è.